fermento artistico per il pasticcere Stefano Laghi con una nuova creatura, un libro, Dolci per tutti. Il titolo dice tutto, naturalmente, perché sono dolci che vogliono essere proprio per tutti. Il filo logico è quello delle intolleranze, che oggigiorno ha sempre un richiamo fortissimo. Abbiamo voluto, io in collaborazione con Gabriele Bostio, realizzare questo volume, ce l'ha editato Italian Gourmet, dolci facili e sicuramente dolci per tutti, ma non per tutti per dire ok, anche gli intolleranti lo possono mangiare, perché secondo me il dolce si divide in buono e cattivo. Quindi quando io ho fatto un libro dolci per tutti, ho realizzato un dolce che va bene per tutti quanti, anche chi non è intollerante non se ne deve accorgere di mangiare un dolce diverso. Questo è l'obiettivo di me e Gabriele con questo volume. La più grande soddisfazione per uno scrittore, un creativo come Stefano Laghi è vendere copie di un libro, oppure avere lettori del libro o avere commenti positivi dello stesso. È un libro venduto solo in circuiti professionali, quindi non è che facciamo migliaia e migliaia di copie, quindi essere letto dai miei colleghi, questo qui mi riempie d'orgoglio. Ma la cosa più importante per me quando faccio un libro è lo sdoganamento che si ha. È una copia cartacea, non è un qualcosa che si può distruggere, e la cosa bella in quando scrivi un libro è essere ricordati. Ci sarà sempre un libro che parlerà di me e di quello che pensavo in questi anni, quindi questa è la cosa più bella, essere ricordati.